Calcio virtuale, emozioni reali. È questo il motto scelto dalla Lega Nazionale Dilettanti per descrivere e promuovere la Gaming Week che si è svolta nella Gaming Room dello Stadio Gran Sasso dell'Aquila. L'iniziativa, di carattere nazionale, è volta a promuovere l'e-sport con particolare attenzione per il calcio virtuale, al fine di mettere in luce le potenzialità che quest'ultimo può offrire alla società e all'ambiente sportivo. I vertici nazionali e locali della Lega, assieme alle associazioni e alle società che l'hanno resa possibile, all'interno della Casa Rossoblu hanno evidenziato l'importanza dell'iniziativa. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il presidente della commissione della Lega Nazionale Dilettanti e-sport calcio virtuale, Santino Lopresti. Quali sono i valori che porta l'e-sport nel mondo del calcio? I valori sono molto semplici, noi abbiamo deciso di entrare in questo campo, il Presidente Abete ha creduto fortemente in questo, quindi proseguendo un impegno che già c'era stato, perché questo sport mantiene intatto i valori del calcio reale, quindi del calcio a 11, quello dello stare insieme, quello della socializzazione, perché anche questo, gli sport della LND sono 11 contro 11, quindi mantiene la squadra, mantiene lo stare insieme, seppur non come avviene nel calcio reale, quello di stare nello stesso luogo, perché voi sapete che gli 11 della squadra che gioca in campo reale stanno tutti nello stesso luogo. Qui invece no, ormai l'amicizia in luoghi diversi, anche lontanissimi, è una normalità, non è più diciamo un'eccezione. Bene, quindi 11 contro 11 abbiamo voluto mantenere questo che mi pare importante. In più, se un ragazzo che non può per motivi diversi andare in un campo reale, che so se penso alla disabilità, alla capacità di non deambulare, agli impegni che io sono impegnato per cui non posso andare su un campo, bene, perché mi devo privare, ho la passione del calcio di giocare?